Ah, dimenticavo. Questa è la sorella del nostro Aiden Pierce, Non come l'altra volta. Jackson, io l'ho invitato. la quale ha un È figlio passato del tempo. Sei sicura che il numero sia giusto? Amore, tuo zio è una ed persona è, particolare. ed è appunto traumatizzato questo bambino proprio perché c'è stato quell'incidente che avete visto con le motociclette di Maurice. E il nostro personaggio, Roman Pierce, da Fast and Furious 2, sta cercando appunto chi è che ha dato la commissione di spaventare la famiglia del nostro amico. E quindi tutte quelle strade rosse vanno a quel punto interrogativo che è la persona che dobbiamo trovare. Eccola, un bel gancio dentro. E a quanto pare dobbiamo fare in fretta e scoprire qualcosa di vero di questa storia. Allora, raggiungi il tuo nascondiglio. Questo è il nostro nascondiglio, ragazzi. Possiamo addirittura andare in bagno per raccogliere le medicine quando ne abbiamo bisogno, credo. Vediamo un po'. Sì, eccole qua, devono essere da queste parti. Ah, no, 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 sono nell'altra. C'è il componente chimico. Ti mando quello che abbiamo. Siamo sulla stessa barca. La backdoor ti permette di avere accesso alla rete CTOS. Sto lavorando su una cosa più grossa. Dammi tempo. Allora, il nostro amico ci ha fatto notare che abbiamo anche delle abilità disponibili. In tutto il gioco sono disponibili svariate abilità: l'hacking, la guida, il combattimento e così via. Io migliorerei per adesso la sezione dell'hacking, ragazzi, come per esempio cancelli e garage. Avremo l'opportunità di modificare in movimento la struttura di questi elementi. Addirittura possiamo notare dissuasori mobili. Tieni premuto Q per alzare o abbassare i dissuasori mobili per interrompere quindi il flusso delle auto della polizia. Ottimo. Addirittura i ponti. Questi sicuramente ci daranno una mano per fuggire dalle auto della polizia nelle zone dove sono permessi. E addirittura possiamo lanciarci anche nell'ambito dell'hack del bancomat per riuscire ad ottenere maggior denaro dai bancomat sparsi per la città. Benissimo, vediamo di procedere. Il letto permetterà al nostro personaggio di riposarsi, fine dell'ottavo, e riposandoci salveremo la partita, se non sbaglio, e addirittura trascorreremo del tempo dormendo e potremo addirittura impostare la sveglia. Allora, eccola qua, infatti. Vediamo se possiamo impostare la sveglia alle... Che ore sono per adesso? Va bene, alle 9 del mattino può andare bene, quindi vediamo di dormire. Questo, ragazzi, è un gioco davvero molto interessante, mi piace davvero tanto. Quindi davvero per adesso un voto positivo. Ci sono alcuni dettagli che sicuramente non mi piacciono e ve li farò noti tra poco. Vedete, questa è appunto la macchina del nostro amico con la nipote, la quale verrà assalita da un branco di malviventi. Eccoli qua, con delle Z500 che avanzano. E Maurice, eccolo qui. La trama è un pochettino contorta, però potete vedere che adesso si capisce già qualcosa. Il nostro Roman Pierce già, come dire, non consapevole di quello che gli stava per accadere. Ed ecco, due colpi della 9 mm gli fanno saltare in aria la gomma destra. Eccola qui. Mamma mia. E potete vedere che appunto la ragazza, la nipote, non ce l'ha fatta. E quindi il nostro amico, ecco, fa incubi e tenta appunto di vendicarla o addirittura scoprire qualcosa di vero. Non la sogno mai, col naso schiacciato sulla finestra che aspetta il mio arrivo. O il buffo balletto che faceva. Sempre lo stesso incubo. Sicuramente sta pensando, perché le labbra non si muovono. Bene, eccoci qui. Allora, abbiamo sbloccato la 1911F. Mi sembra... Autoradio? Ah, perfetto, dobbiamo uscire dalla stanza del motel. Bene, e vediamo quello che ci aspetta quest'oggi. Siamo già pronti, la nostra porta è aperta. Mattina, grandioso. Devo pensare ad altro. Per fortuna la città è piena di distrazioni che non possono sfuggirmi. Eccoci qui, ragazzi. Allora, vediamo un pochettino. Hackerare profila le persone per individuare eventuali attività criminali vicino al tuo nascondiglio. Il gioco è pieno anche di missioni secondarie e quindi dobbiamo riuscire tramite anche il nostro profiler ad individuare qualcuno che possa svolgere qualche attività criminale, come per esempio questo ragazzone. Vediamo un po'. Dovrò ringraziare il CTOS. Basta violare il sistema di riconoscimento facciale per avere accesso ai dati personali di chiunque. Per esempio, possiamo hackerare il cellulare di qualcuno per vedere un pochettino cosa sta dicendo.
Vediamo un po'. Ah, eccolo là, quello lì. Sì, è tipo al quarto stadio. E che significa? Che probabilmente morirà. Potete vedere che non sta parlando di qualcosa di pericoloso, quindi dobbiamo vedere di individuare qualche altro oggetto. Stava parlando di argomenti familiari normali, quindi tranquilli, no, più che tranquilli, no, dico argomenti familiari. Vediamo di scendere dalle nostre scale, addirittura possiamo fare esplodere questa zona. Vediamo di scendere, vediamo se possiamo individuare qualcun altro. Allora, vediamo un po' quest'altro, membro della guardia, accesso tramite bancomat, conto in banca addirittura. Vediamo un po'. Ah, possibile criminale trovato. Allora, tieni premuto Q per hackerare il bersaglio. Deve essere questo. Vediamo un po'. Ehi, che problema c'è? Mi ha rovinato. Non gliela farò passare liscia. Non fare il matto, calmati. Fanculo, vado lì subito. Un possibile crimine a livello bancario. Vediamo. Questo è davvero pazzo. Ma oggi non farà male a nessuno. Allora, abbiamo rilevato a quanto pare un crimine bancario, se ho capito bene. Profila le persone, abbiamo individuato il nostro criminale, però non in mezzo alla strada, amico mio, magari vediamo di spostarci. Mi piace questo tracciamento immediato, ragazzi. Come dire, una cosa che non mi è piaciuta di questo gioco è a livello, la guida. Cioè, ancora mi trovo abbastanza male, magari poi più avanti mi abituerò, però per adesso ancora non mi ritrovo molto bene. Allora, vediamo un po', stiamo avanzando per la strada, il gioco funziona proprio alla grande, paesaggio molto ben dettagliato, la classica cittadina di Chicago. Vediamo se possiamo. Deve essere appunto la sezione della periferia questa. Potete vedere le casette in stile diverso dal centro, dai grattacieli. Ed eccoci arrivati. E da queste parti. Occhio a dove vai, non farti scoprire. Allora, questa è la Lascia ragazza fare al profiler. che sicuramente sta parlando con quell'uomo che abbiamo visto in passato. Allora, il rilevamento crimini, ragazzi, permette di guadagnare soldi, esperienza in più. E quindi a 33 metri possiamo notare il prossimo crimine che avverrà. Siamo armati fino ai denti, abbiamo la pistola della seconda guerra mondiale e la nostra potenziale vittima. Quando è in giallo potete vedere che probabilmente la nostra ragazza subirà un crimine. Quindi la seguiamo e vediamo quello che accade, come un vero e proprio detective o agente privato. Allora, vediamo un pochettino. Attenzione, quello deve essere appunto il ladro che, eccolo qua, una probabilità di crimine che aumenta gradualmente. Dobbiamo parlare, potete vedere come sta aumentando la potenziale vittima. Eccolo qua, noi siamo pronti, ragazzi. Eccolo qua, intervieni. Vediamo di far esplodere quella zona. Eccolo, vediamo di partire immediatamente. Eccolo qua, vediamo di neutralizzarlo con F. Beccato, amico mio. Vediamo di stare calmo. Allora, mi sa che l'abbiamo neutralizzato. Prendiamo la sua pistola. Allora, reputazione aumentata. Non darà più fastidio a nessuno. Potete vedere che stava per aggredire la nostra ragazzona. Abbiamo una reputazione da cittadino. E vediamo chi era questo. Philips Rennie, elettricista, si vergogna delle sue origini. Abbiamo sbloccato nuove abilità. Potenziamo, ragazzi, questa volta il fai da te. Anzi no, più che il fai da te, il combattimento. Come per esempio punti abilità richiesti 1. Ah, non ne abbiamo punti disponibili. Perché avevo visto di potenziare? Vediamo. Avevo visto qualcosa, mi sembra. Hacking. Ah, non abbiamo punti allora disponibili. Apri la ruota dei progressi. Ah, la ruota dei progressi era per vedere, appunto, potete vedere crimini rilevati. Perfetto. Allora, ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo eliminato. Questa deve essere la nostra nuova arma. Una P, eccola qui. Meglio prendere la pistola col silenziatore, ragazzi. Grandioso. Mi sa che abbiamo ultimato la nostra missioncina. Allora, vediamo di posare la pistola. L'abbiamo posata, vediamo un po'. No, non mi ricordo come si posa. Ah, ecco, perfetto. Lo so, la festa è iniziata. È quasi finita. Tu dove sei? Sto arrivando. Ah, la festa di compleanno del bambino. Jackson ci tiene davvero, non vede l'ora. Vieni qua, ci manchi. Anche voi. Arrivo. Scusami, Nick, ma ho una chiamata. Ci vediamo presto? Sì. Bene, sei uscito. Senti, se ti serve una macchina, Sì. fammi uno squillo. Sì, sì. Ci penso io. Auto usate? Preferisci dare il tuo nome a una concessionaria? Io non faccio domande, questo tizio mi rimedia ciò che voglio. Anche a te, se vuoi. Vedremo. Come sta, Maurice? Ah, quello sta questa mi una piace. favola. Ci penso io a scaricarlo al solito posto. Una Dodge. Mi serve vivo, Jordi. Ok, vivo, certo. Va contro la tua natura, eh? Fosse per me un colpo in testa e via, ma paghi tu, quindi lo lascio in vita quanto vuoi. Io voglio solo i soldi.
Beh ragazzi, allora, auto a richiesta, accedi al tuo smartphone, seleziona l'app delle auto e sblocca i veicoli da acquistare guidando gli operanti civili. Acquista i veicoli direttamente dall'app. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo di evitare di rubare auto per adesso. Allora, auto a richiesta, deve essere qui la sezione seleziona. Allora, abbiamo $640, fuoristrada 3000, furgone, motocicletta. Vediamo se possiamo... Ah, si scende con la... Ah, ok, perfetto. Una Kodaki, addirittura una Sayonara. Vediamo se possiamo provare a prenderne qualcuna, per esempio questa. Vediamo di ordinarla, sembra abbastanza interessante. Veicolo consegnato con successo, raggiungi la destinazione per ottenerlo. Vediamo dov'è. Ah, eccolo qua, perfetto. Addirittura senza neanche pagare. Chi è che parla? Ah, deve essere appunto qualche voce qui in città con qualche altoparlante. Ed ecco la nostra nuova macchina, ragazzi. Vediamo di tenerla bene. Non so neanche come è arrivata così. Salta canzone, interrompi. Vediamo di levare le nostre canzoni per adesso. Ok. Procediamo. Mamma mia, trazione posteriore. Attenzione, si procede. Io anche se non riesco a guidare molto... La polizia. Perché la polizia? Che vuole? È la nostra macchina, l'abbiamo ordinata adesso. Non rompeteci le scatole. Procediamo. Allora, vediamo. Dobbiamo andare sulla destra. Perfetto. Deve esserci... Ah, la città di Chicago come dire... proprio di prima mattina potete vedere direttamente quello. Deve essere appunto uno dei grattacieli più elevati della città. Maledizione, dove stiamo andando? Dobbiamo arrivare al nostro punto al nostro obiettivo principale. Deve essere appunto sulla destra. Attenzione. Avrebbe fatto risparmiare oltre $800 a famiglia. Dopo un anno intero di operatività abbiamo le cifre. Negli ultimi 12 mesi le famiglie hanno risparmiato in media $350. Bla bla bla, sono appunto persone in città che si lamentano sempre delle solite cose. Vediamo di procedere. Allora, andiamo sulla sinistra. Perfetto, attenzione, no! Mamma mia! Abbiamo distrutto uno di quegli antichi pali che ancora trasferiscono elettricità. Mamma mia, il legno ancora. Vediamo di procedere. Allora, sempre dritto. Vediamo un pochettino. Ok, arrivano altre macchine qui davanti a noi. Meno male che abbiamo una bella macchina veloce. Semafori, potete vedere che possiamo addirittura cambiare anche la struttura del nostro quartiere. Andiamo. Altro semaforo, vediamo un po' quello che succede. Facciamo partire le macchine, vediamo un po' se avviene qualche bell'incidente. Ma purtroppo no, ok. Procediamo, vediamo di andare sulla sinistra. Andiamo. No, mamma mia. Meno male che sono macchine usate. Addirittura una vecchia Porsche qui davanti a noi. Ok, partiamo. Quello deve essere appunto il nostro obiettivo. La nostra Nikki ci sta aspettando. Vediamo un pochettino, voglio proprio fare avvenire qualche bell'incidente. Vediamo. Attenzione, no, volete vedere che quello che investe sono io. Attenzione, grande fratello. Vediamo di parcheggiare appunto qui sulla destra. Ok, e vediamo di andarci. Abbiamo rovinato la nostra macchina? Ma non sembra. Attenzione, quest'altro qua davanti a noi guarda spesso reality show sulla polizia. Che sta facendo? Perché scappa? Dov'è? Netturbino. Abbiamo attivato un'altra bella missione. Vabbè, ma ormai siamo arrivati al nostro cancello. Vediamo se possiamo giocarlo. Eccolo. È dal funerale che non vedo Nicky. Sarò pronto. All'ultimo compleanno di Jax, Lena cantava a stanotte tanti auguri. Era davvero incontenibile. Adesso ho paura del silenzio. Allora, deve essere una specie di residence moderno. Potete vedere c'era il cancello che chiudeva la zona. E quella deve essere la casa con i palloncini gialli e blu della nostra Lena Pierce, la sorella del nostro grande Roman Pierce. Eccolo qua. Va bene, vediamo di passare sulla destra. Cosa c'era scritto qui? Attenzione, Happy Birthday Jackson, sulla destra. Siamo arrivati un po' in ritardo, ma spero di essere ancora in tempo per fargli gli auguri. Vediamo un po'. 10. Secondo me ne hai 9. Sono 10. 9. 10. 9. 10. Beh, allora vuol dire che ti becchi 10 solletichi di compleanno. Cosa? 1, 2, Mamma. 3, 4, 5, Basta. 6, Mamma. 7, 8, 10. 9 10. e 10. Resta qui. Dopo un anno tu arrivi. Tardi. Sì, mi dispiace, Nick. Davvero. Vieni qui. Fatti un po' guardare. Sei invecchiato. Ah, grazie. Grazie mille. Il suo primo compleanno senza Lena. Come sta? Continua a parlare solo con me.
Yolanda dice che in questo modo riesce a mantenere il controllo. Yolanda? La terapista lo sta aiutando. E funziona. Ci vuole tempo. È dura, ma ce la faremo. Jax. Ehi. Scusa, in ritardo. Me lo dai un abbraccio? Wow. Sei davvero grande. Allora, chi hai ricevuto? Wow, il guaritore. Forte. Mi hai comprato un bel giocattolo. Perché non giochi un po'? Devo parlare con lo zio. Sì, lo zio arriva subito. È importante che tu sia qui. Devo essere sicura che ora è tutto diverso. È così. Tu e Jax contate più di chiunque altro. Io mi prenderò sempre cura di voi. Da bravo fratello maggiore, eh? L'ultima volta ero qui per il compleanno di Lena. Jackson la adorava. Come tutti. Ti sei perso la festa. I ragazzi hanno giocato al giustiziere. Imitavano quel tipo di cui parlano alla TV. Fammi indovinare? Il giustiziere era Jax. No, facevano tutti i giustizieri, mentre io ero l'unica cattiva. Ma gli ho dato parecchio filo da torcere. Dovevo venire prima. Dovevo avvisarli di stare attenti a mia sorella. Ricordi quando tu e mamma stavate malissimo, ma papà ha insistito che dovevi avere la tua torta di compleanno? Era davvero una cosa immonda. Tutta storta e bruciata. Proprio tipico di papà. Ha fatto un sacco di stronzate, ma ci teneva alla famiglia. Ma senti come parlo. Davvero? No, non voglio interromperti. Ma chi parla? Credi di nasconderti dietro un numero privato? Attenzione. Ti stai divertendo, non è vero? Ma vedrai che la polizia non riderà per niente. Ascoltami, voglio darti un consiglio. Mi senti? Esci di casa. Conosci gente. Fatti una vita. Senti, la polizia rintraccerà la chiamata. Saremo noi a rintracciarla, vediamo un So po'. dove abiti. Hai chiuso a chiave la porta di casa. Ma chi parla? Che diavolo vuoi? Ti senti al sicuro, Nikki? Chi era? Nessuno, uno scherzo idiota, capita. Secondo te è resistente? Hai riconosciuto la voce? Cristo, Aiden, lascia stare, ok? Ok, quello vuole entrare qui dentro. Tu che ne sai di cosa vuole Stai fare? controllando le porte. Senti, posso gestirmela da sola, non ci serve il tuo aiuto. Nikki, io posso rintracciarlo. Ok, Sandy Aiden, Dio, non sei cambiato affatto. Non ci serve il tuo aiuto, smetti di voler risolvere i nostri problemi. Ogni volta che ci provi, peggiori solo le cose. Meglio che vada. Sì, direi che è una buona idea. Allora, Grande e grosso e sì. fai gli scherzi. Vediamo se ti senti al sicuro dopo che ti ho rintracciato. Eccoti. Merda. Si sta
Ah, eccolo. Deve essere il nostro bersaglio. Mi sa che non abbiamo neanche il tempo di prendere la nostra macchina. Prendiamo questa bella macchina in bianco. Attenzione, partiamo a tutta forza. Tutte queste macchine trazione posteriore, eh. Allora, vediamo di seguirla. Avete visto, ragazzi, la storia come si fa sempre più intrigante. Maledetti, spostatevi. Attenzione. La mia famiglia, infatti, minacciata ancora una volta. Vediamo di seguirlo. Attenzione che sta seguendo forse la stessa scia di prima. Attenzione, no, ha cambiato completamente strada. Eccolo davanti a noi. Mamma mia, ma perché dobbiamo camminare nella corsia opposta? Attenzione, mamma mia. Perfetto, eccolo. Ah, veloce questa macchinetta, eh. Vediamo di non dare nell'occhio però. Cerchiamo di camminare un po' più tranquilli. Perfetto. Mamma mia, ora è strano questo, eh. Addirittura loop non connesso. Loop, bello era. Una volta c'era un film, si chiamava Looper, Fuga dal passato, ragazzi, qualcosa del genere. Fantastico quel film. Mamma mia, attenzione. Sì. Scusa, ho esagerato. Certe volte mi fai proprio impazzire. Torna, ok? Prometto che non darò di matto. Aiden? Stai inseguendo quel tizio, vero? Ecco, Lo stai facendo ora. Sei incredibile. non è così... Basta fare l'eroe, Aiden. Smettila. Come dici? Il segnale è disturbato, non ti sento. Mi senti benissimo. Devi Ah, piacere. Pronto? Ci sei ancora? Non sento. Ok, devo andare. neutralizziamolo, ragazzi, sta scappando. Allora, vediamo se possiamo corre questo. Attenzione, dov'è la pistola? Eccolo, eccolo che arriva. Eccolo. Ehi, calmo. Maledetto, vieni qua. Allora, l'abbiamo preso. Apri il telefono di chi ha chiamato. Deve essere qui. Attenzione, dov'è il cellulare? Il cellulare. Eccolo. Siamo d'accordo. Tutti questi soldi solo per fare uno scherzo al telefono. I GPS, eh? Le dirò delle serrature e di suo figlio. Ma questo non è affatto giusto. È questo il punto. Allora, Ho pagato questo stronzo per spaventare Nicky. Chi pagherebbe per una cosa simile? Come andiamo col Tezek? Mi servono gli hacker del CTOS. Ci sto provando. Ti stanno valutando. Dammi tempo. Ok, allora devi aiutarmi. Puoi tracciare una chiamata? Per il mio miglior cliente, certo. Aspetta, che sto cercando? Un tizio che ha minacciato la mia famiglia. Dimmi, chi è che lo paga? La chiamata è stata fatta dal quartiere Loop, ma non so dirti altro. Ok. Se riesco ad hackerare il CTOS nel loop, Io posso scoprire il punto esatto da cui ha chiamato. proviamoci. La Bloom sta costruendo un nuovo CTOS nel loop. È perfetto. Il mese scorso il DedSec ha cercato di attaccarlo. Abbiamo fallito. Hanno aggiunto altre guardie armate, non sarà facile. Attento. Sembri mia sorella. Calmati. Sarò armato e pericoloso. bene, mi sa che siamo riusciti a completare la prima parte dell'atto 1. Grandioso. Allora, avete visto, ragazzi, come intende il gioco? Allora, intervento giustiziere, nuova punto abilità ottenuta, accesso negato al CTOS. Ci sarà qualche problema con questo CTOS? I centri CTOS saranno ben equipaggiati e pronti ad agire. Macchia. Bene, allora ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra prima avventura. Non possiamo più interagire con il CTOS, potete vedere, non possiamo più scoprire qualcosa delle nostre persone in città. Quindi vedremo di risolvere questo problema più avanti. Spero che questo primo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate e che cosa volete ben vedere di questo Watch Dogs. Quindi ragazzi, ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Ciao a tutti.